Buongiorno, rieccoci alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, oggi che è mercoledì 4 novembre. Abbiamo notizie ovviamente sul coronavirus, ma sono in fondo buone notizie per quanto riguarda la nostra regione. E come dicevamo ieri, non c'è da gioirne del tutto se non altro, perché in altre zone d'Italia le cose non vanno affatto bene. Però diciamo che da noi, con i comportamenti responsabili, grazie anche all'organizzazione che la nostra regione ha saputo darsi, di fatto, insomma, dopo la firma avvenuta ieri sera del nuovo DPCM, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Veneto non esce sicuramente male e ci ritroviamo con una possibilità di mobilità, lavoro, attività molto più larga rispetto a quello che succede in altre regioni d'Italia, anche vicine a noi, anche alla provincia di Bolzano, per esempio. Allora, andiamo subito a vedere, senza tante altre parole, la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Io ricordo sempre la prima pagina del Nazionale, ricordo sempre a quelli che ci seguono in radio, su Radio Piave, agli amici che in questo momento ci stanno seguendo, che poi se vogliono possono andare a vedere sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo oppure sul nostro canale YouTube questi giornali che vi descrivo a voce per chi ci segue in radio. Chi poi vuole vederli, i titoli, le foto, trova questa stessa rassegna pubblicata sulla pagina Facebook, sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. E a proposito, come sempre, due raccomandazioni. Una: se vi piace questa rassegna, se la state seguendo, se la trovate utile, lo vediamo perché siete moltissimi che la seguite, per piacere metteteci un like, condividetela, fatela conoscere, condividetela sul vostro profilo, ma metteteci un like, così è bello per noi vedere, riconoscere anche gli stessi nomi, no? Che da un giorno all'altro ci seguono e ci danno così la dimostrazione di un affetto che ricambiamo e vi ringraziamo moltissimo. L'altra raccomandazione, la solita che vi faccio: questi giornali, questi nostri giornali, il Gazzettino, il Corriere delle Alpi, l'Amico del Popolo, che esce oggi in digitale per tutti, se siete abbonati, gratis, vi arriva digitale, domani arriva il cartaceo. Ecco, questi giornali comprateli perché così, solo così, ci permettete di servirvi, di farvi sapere quali sono le notizie importanti del giorno. E vedremo che oggi ce n'è, perché ci sono anche le notizie relative, per esempio, al voto in America. Ancora non si sa se ha vinto Trump o Biden, potrebbero anche volerci diversi giorni. I giornali hanno chiuso ieri sera, ma comunque nella notte non sono arrivate novità definitive. Si sa che in certi casi c'è il testa a testa, la situazione non è ancora chiara, non si può fare una previsione attendibile su come andrà a finire. Titolone del Gazzettino nazionale: i nuovi divieti, ma è caos regioni. Allora, andiamo con ordine, vediamo che cosa riguarda tutti, perché l'abbiamo detto, no? E lo ripetiamo, questo nuovo decreto genera delle differenziazioni all'interno dell'Italia. Ci sono delle norme che valgono per tutti, mi raccomando, scattano anche subito, e ci sono delle norme invece più gravi che scatteranno regione per regione a seconda della situazione delle regioni. Ci sono 4 livelli, lo Stato ha stabilito 4 livelli. Nel più elevato, nel livello più pericoloso, dove la situazione è più grave, si trova l'Alto Adige, quindi vicinissimo a noi, si trova la Lombardia, si trova il Nord-Est, il Piemonte, la Val d'Aosta. C'è il livello terzo che permette notevoli libertà, e c'è il livello secondo che ha ancora maggiore libertà. Il Veneto è tra il secondo e il terzo, quindi probabilmente sarà nel terzo, ma in questo momento, insomma, per i parametri che esistono in questo momento, insomma, il Veneto dovrebbe ritrovarsi in una situazione di relativa libertà di movimento, che vuol dire che possiamo fare le nostre attività, si può andare al lavoro, e questo è molto molto importante, lo sappiamo bene. Però come abbiamo detto tante volte, con questo nuovo decreto scatta una specie di meccanismo automatico per cui se si è fuori scattano le misure più severe. Starà, come l'ha detto Zaia, starà totalmente a noi. Se ci comporteremo bene con le mascherine e con le distanze, eviteremo ulteriori lockdown e possiamo continuare ad avere una vita quasi normale. Basta portare le mascherine, non è che ci voglia chissà che. Allora, da giovedì, dicevamo che le misure scattano praticamente subito, giovedì è domani. Da giovedì in tutta Italia proibito uscire dalle 22, quindi questo vale per tutti. Dalle 22 non si può andare fuori. Chiusi musei e mostre, lezioni online alle superiori. Sapete che con il precedente decreto, che non è durato neanche 2 settimane,
era stato stabilito che una quota delle lezioni alle scuole superiori doveva svolgersi in presenza, cioè a scuola. Invece adesso con il nuovo decreto è confermato, la didattica delle superiori passa tutta online. Ripeto, sono restrizioni pesanti, pensiamo anche ai musei e alle mostre, oltre all'impossibilità di uscire alle 22, sono restrizioni pesanti, ma c'è chi sta peggio, non solo in Italia, anche in Europa, c'è chi è costretto al lockdown tipo quello che avevamo vissuto in primavera, quindi insomma cerchiamo di non scivolare nella situazione peggiore nel Veneto. Solo oggi si saprà la fascia di rischio dei territori e dice il titolo del Gazzettino, come vedete, Veneto in bilico tra verde, la più bassa, e arancione. Ecco, dicono la più bassa perché in realtà la più bassa è quella dove non c'è nulla, ma va bene, se consideriamo le tre fasce del rischio, ecco, il verde è quella col rischio più basso e il Veneto è tra verde e arancione, non è rosso, quindi siamo in una situazione veramente incredibile. Situazione che è data anche dal fatto che ve lo spiegavo già l'altro giorno, questi parametri che vengono osservati per capire quali devono essere le misure da adottare, le misure restrittive da adottare, questi parametri, dicevamo, non sono un paio, sono molti, c'è l'indice RT di trasmissibilità, c'è anche il numero di posti letto a disposizione, perché una situazione è più grave là dove non ci sono abbastanza strutture in grado di curare le persone, no? Là dove invece si riesce a garantire un certo tipo di risposta, vuol dire che la situazione generale è più in grado di far fronte al coronavirus. Il Veneto ha una situazione ospedaliera decisamente migliore di tante altre regioni d'Italia, probabilmente di tutte le regioni d'Italia, e quindi anche lì ci gioviamo di queste scelte fatte in passato che ci consentono, il grande numero di terapie intensive per esempio, che ci consentono di guadagnare un parametro più a nostro favore. Vi leggo il lancio in prima: lotta al coronavirus, solo oggi si saprà il colore delle regioni. Si avranno poche limitazioni, come il coprifuoco a partire dalle 22 per tutte le aree verdi, se scatterà il divieto di uscire dal proprio comune previsto nella fascia arancione, o se, come si preannuncia per le zone rosse, scatterà un lockdown vero e proprio come a marzo. La bozza del nuovo DPCM che entrerà in vigore domani è stata oggetto di confronti per tutta la giornata. Le regioni con Stefano Bonaccini hanno chiesto modifiche e contraddittorio, cioè la possibilità di discuterne, che non sia un automatismo. Il Veneto è in bilico, ma non tra la zona più grave e quella un po' meno, ma tra il verde e l'arancio, cioè la zona intermedia e quella bassa, come dicevamo. Questa per noi è una notizia di grandissimo sollievo. Allora, decreto ristori, aumentano gli indennizi, sempre riferito al coronavirus. Vi faccio vedere il titolo che per fortuna non riguarda noi, ripeto, però ci dice come altrove le preoccupazioni siano grosse. Lombardia e Bolzano verso il blocco totale, con Piemonte, Val d'Aosta e Calabria sono le aree dove dovrebbe scattare il lockdown. Sono tante, dice il lancio, le misure introdotte dal DPCM e valide fino al 3 dicembre, ma che colpiranno soprattutto i territori in fascia rossa, cioè le misure del nuovo decreto, quelle più pesanti, saranno tali soprattutto per i territori, come abbiamo detto, in fascia rossa. E noi, ribadisco, per estrema chiarezza, noi non siamo in questa fascia assolutamente. In fascia rossa sarà una sorta di lockdown regionale, quello che dovrebbe coinvolgere Lombardia, Piemonte e Calabria, con Val d'Aosta e Alto Adige osservate speciali, cioè forse l'Alto Adige se la cava, ma siamo in bilico. C'è poi una fascia di mezzo, l'arancione, che riguarda regioni come la Campania, che però rischia di passare tra quelle a rischio superiore, cioè la Campania è a rischio tra rosso e arancio. Lo sapremo oggi, con alcuni divieti che valgono anche per la fascia rossa. Attenzione, questo decreto avrà una durata più lunga degli altri, dovrebbe coprire tutto novembre. Significa che se uno finisce in fascia rossa ci resterà per sempre? No, non ci resta per un mese, perché ogni settimana vengono fatte le rivalutazioni della situazione. Vuol dire che tra una settimana anche la situazione del Veneto verrà rivalutata. Se i numeri saranno buoni, e ripeto, dipende moltissimo da noi,
Potremmo addirittura essere fatti scendere di fascia, fatti scendere magari decisamente alla fascia verde, che è la più morbida, diciamo, no? Per cui veramente dobbiamo impegnarci tutti, come ha detto Zaia, ripeto, ieri in conferenza stampa, a far sì che i numeri restino bassi e tocca a noi. I numeri, terapie intensive in Veneto e Friuli, più posti letto, vi dicevo prima, sono ormai 9 in Italia le regioni che superano la soglia critica per le terapie intensive. In controtendenza, cioè insomma invece che hanno posti in abbondanza, è invece il nord-est, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino presentano i dati più bassi della classifica nazionale. Allora, la foto di prima pagina, cari amici di Radio Piave, riguarda, fa vedere un tampone drive-in, c'è un operatore della sanità che infila dentro il finestrino di un'auto il tampone. Sono positivo, dice il titolo, ecco cosa fare nei casi sospetti. Test e cure, le nuove regole, domande e risposte. E vi ripeto, li vogliamo comprare o no questi giornali? Se avete dubbio cosa fare se il test mi dice che sono positivo, ecco il giornale, il Gazzettino in questo caso, cerca di spiegare tutto quello che bisogna fare in caso di positività. Altre notizie, vi dicevo che oggi in realtà ce n'è di roba sui giornali, per esempio questa, vi ricordate, Denis Verdini, che era stato praticamente il capo di Forza Italia con il declino e anche i problemi di salute e anche i problemi giudiziari di Silvio Berlusconi. Denis Verdini, che il Gazzettino definisce ex plenipotenziario di Forza Italia, poi se n'è andato da Forza Italia, è andato ad appoggiare Renzi, questa è la sua vicenda politica. La sua vicenda però personale è anche una vicenda giudiziaria per via di vicende che sono successe nella banca ex Credito Cooperativo Fiorentino, e per le quali è arrivata una condanna, per cui il povero, diciamo povero perché insomma dispiace comunque sempre, è arrivata una condanna definitiva e adesso va in carcere. Questa purtroppo è la fine che hanno fatto moltissimi politici negli ultimi diciamo 3 decenni, quando si è cominciato a rompere il tabù, insomma, di andare a indagare nella politica, e purtroppo anche questa figura nuova, questo politico nuovo, questo Denis Verdini, capace appunto di passare agilmente dal governo di Forza Italia alla costituzione di un partito che è andato ad appoggiare Renzi, insomma una figura estremamente mobile, è il padre tra l'altro della compagna di Matteo Salvini, no? Ecco, questo Denis Verdini finisce a Bibbia. L'aveva detto: quando e se verrà il momento di un'eventuale carcerazione lo affronterò. Per Denis Verdini, ex plenipotenziario di Forza Italia, quel momento è arrivato ieri, dopo che la Corte di Cassazione gli ha inflitto una pena di 6 anni e 6 mesi per la bancarotta dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino. Sto leggendo il lancio in prima pagina del Gazzettino. E siccome compirà 70 anni nella primavera del 2021 e non ha problemi di salute, ora deve andare in carcere, cosa che è successa veramente a pochi, e tra le persone che sono state coinvolte soprattutto in fatti di corruzione negli anni scorsi, dal 92 in poi, insomma da Mani Pulite in poi, ecco, Verdini va in carcere. In serata quindi Verdini si è costituito al carcere romano di Rebibbia, assistito dal suo avvocato Franco Coppi. Ripeto, sono notizie che dispiacciono, dispiace dare la notizia che una persona finisca in carcere, è una restrizione pesantissima ovviamente. Dispiace anche che i nostri politici purtroppo con questi comportamenti di sicuro non contribuiscono a far amare la politica, no? Perché noi cittadini non vogliamo che succedano queste cose. Poi è logico che si dice eccoli tutti uguali, no? E non è vero, c'è tantissima gente onesta, tantissima gente brava. Nel caso di Verdini purtroppo bisogna dire che non è stato un politico, una persona onesta nella sua attività professionale. E ti fidi di un politico disonesto? Ecco, insomma, poi ognuno tragga le conclusioni che vuole. Purtroppo questa pagina finisce così, finisce in modo non proprio brillante per Denis Verdini e per Forza Italia, di fatto, che si era affidata a lui. La lunga notte di Donald Trump e Joe Biden, e anche Renzi, mi raccomando, cioè non voglio fare un discorso su Forza Italia. La lunga notte di Donald Trump e Joe Biden, gli americani hanno scelto chi vogliono alla Casa Bianca per i prossimi 4 anni, con un'affluenza record ai seggi. Questo dato è un dato che fa pensare gli osservatori, perché anche quella volta che era stato eletto
Obama, c'era stata un'affluenza molto alta, cioè era riuscito a smuovere quelli che di solito non votano, no? E questi chi saranno? Questi che non votavano prima, in America di solito hanno un'affluenza bassissima, stiamo parlando della destra o della sinistra? Ecco, quindi insomma lo scenario potrebbe rivelare delle sorprese, anche se gli analisti più quotati dicono che tornerà a vincere Trump, vedremo. Dunque, con un'affluenza record ai seggi, con oltre 100 milioni di elettori che hanno votato in anticipo di persona o per posta, nelle urne c'è già il vincitore, il nome di chi guiderà la Casa Bianca per i prossimi 4 anni, il presidente che in un modo o nell'altro dovrà affrontare una crisi sanitaria senza precedenti nella storia moderna, con la pandemia ancora al suo picco negli Stati Uniti. Bene, sul Corriere della Sera di stamattina c'è un articolo online, c'è un articolo che spiega bene che per il conteggio finale potrebbero volerci addirittura molti giorni, potrebbe passare anche una settimana, perché gli stati americani hanno dei meccanismi di voto diversi l'uno dall'altro, hanno tempistiche diverse, quindi non è detto che oggi sapremo il risultato. In questo momento, mentre vi faccio questa rassegna, non c'è, non solo perché sto leggendo i giornali chiusi ieri sera, ma non c'è neanche come dato aggiornato che vi do a stamattina. L'attentato di Vienna, 4 morti, l'ISIS ha colpito, l'ISIS dice, ha colpito, a colpire è stato un nostro soldato. Vabbè, purtroppo, insomma, viviamo in questa situazione incredibile di questo Stato islamico, insomma, che ci infligge questa pena che sappiamo, insomma. Coprifuoco, pagina 2, l'approfondimento, coprifuoco dalle 22, spostamenti limitati. Il Veneto è in bilico, come si diceva, no? Eccolo qui il titolone. Il Veneto è in bilico, però, come vi dicevo, il Veneto è in bilico tra la fascia più bassa e la fascia media. Le regioni, vogliamo norme omogenee, ma il governo tira dritto 3 diverse fasce. Il Friuli Venezia Giulia tra i virtuosi, dubbi del CTS sulla chiusura delle scuole. Allora, anche su questo, Zaia ha chiesto che le eventuali chiusure, lo scivolamento da una fascia all'altra, venga comunque discusso, non sia così automatico tra Stato e regioni, no? Però c'è una differenza, vedete, le regioni che sono messe peggio, andiamo dalla Campania alla Lombardia, chiedono al governo che le misure siano omogenee dappertutto. È chiaro che non vogliono farci la figura di quelli che hanno sbagliato politiche, questo è in realtà. Tant'è che 2 regioni guidate dallo stesso partito, cioè la Lega, la Lombardia e il Veneto, hanno invece chiesto proprio l'opposto. La Lombardia ha chiesto per tutta Italia regime identico, il Veneto, che sta meglio, dice no, noi siamo bravi, ci siamo comportati bene, ci siamo costruiti una situazione più sana, noi è giusto che teniamo aperto. Ecco, vedete insomma come il panorama sia variegato, no? C'è il bilancio sulla situazione del Veneto in basso a pagina 2, che sarebbe bello andare a leggere, anche perché il titolo è questo: regione divisa tra verde e arancione, possibile la chiusura per alcune zone. Ecco, questa è anche una possibilità, perché abbiamo visto che potrebbero venire chiuse poi delle singole città, per esempio dei singoli contesti, e siccome Belluno non è messa benissimo all'interno del Veneto, ricordiamo che Belluno è nella situazione, in una situazione abbastanza critica, insomma, Treviso e Rovigo stanno peggio, Belluno potrebbe ritrovarsi in lockdown mentre il resto del Veneto no, quindi dobbiamo stare particolarmente attenti noi bellunesi. Vi leggo il capitoletto che si intitola Arancione, cioè la fascia arancione. Siamo nell'articolo 1 bis, vedete l'1 bis del nuovo decreto, riuscite a leggere, no? Credo, per coloro che ci seguono a video su YouTube e su Facebook. Siamo nell'articolo 1 bis del decreto, scenario di tipo 3 di elevata gravità e di livello di rischio alto, non altissimo, ripeto, ma l'arancione è quello che determina questo tipo di scenario. Non è detto però che possa essere tutto il Veneto, potrebbero essere solo alcune zone, e il Gazzettino Nazionale tra parentesi scrive Belluno, Treviso. In ogni caso l'individuazione spetta al Ministro della Salute, sentito il governatore. I divieti sono molto più stringenti. In zona arancio, come dicevamo, è vietato uscire dal proprio comune, tranne che per lavoro o motivi di salute e necessità. Bar e ristoranti restano chiusi anche a pranzo, possibili però consegne a domicilio e asporto fino alle 22. Non è detto però che tutte queste restrizioni vengano adottate per lo stesso territorio. Deciderà il ministro d'intesa con il presidente della regione. Resta
vista e inteso che tutti gli altri divieti, quelli per intenderci delle aree verdi, continuano ad applicarsi anche nelle zone arancioni. Quindi spero di essere stato chiaro con la lettura di questo paragrafo. Anche Belluno, solo Belluno, rischia di finire all'interno del Veneto in zona arancio, più limitata, per esempio appunto abbiamo letto con la chiusura dei ristoranti anche a mezzogiorno, cosa che se fossimo tutti in zona verde non sarebbe. Dipende da noi, ok? Allora, andiamo a vedere, sfogliamo ancora altri titoli di questo gazzettino nella sezione nazionale, lezioni a distanza per i licei, con la solita sintesi che vuol dire scuole superiori. Il nord-ovest deve chiudere perché il nord-ovest è messo male, come dicevamo. Eccola qui, questa è la cartina che ci mostra benissimo qual è la situazione. Vedete anche i pallini che ci sono a destra, rosso infezione più grave e rosso, come vedete, oppure vi racconto per voi amici della radio, rosso è tutta la parte nord-ovest d'Italia, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, più Bolzano. C'è l'isola di Trento che è decisamente verde, Veneto ed Emilia-Romagna sono in bilico tra verde e arancio, Liguria invece è già arancio sicuramente, Friuli è verde, c'è tutta la fascia del centro Italia verde, Campania e Puglia arancio, quindi non messe bene, Basilicata verde, Calabria rosso, Calabria è già rosso, per cui insomma la situazione è molto diversa da zona a zona e il governo ha fatto questa scelta di non imporre a tutti le stesse misure, ma di valutare secondo la necessità. Zaia, le misure voglio essere sentito. D'altra parte il decreto prevede che venga sentito il Presidente delle Regioni, quindi insomma non credo che sia un problema. Decessi record sui contagi raddoppiati ogni settimana e anche qui siamo chiari, ieri in Italia 350 morti, sono tantissimi, 3 in provincia di Belluno. Qualcuno chiede sì, ma erano morti di Covid o erano morti con il Covid? Se non c'era il Covid, queste persone probabilmente sarebbero vissute ancora. Magari muoiono di cuore, ma è il Covid che le porta in ospedale, è il cuore è il Covid che le schianta definitivamente. Quindi purtroppo, insomma, il dolore che tocca molte famiglie tutti dovremmo farcene carico, insomma, per sentire la responsabilità di quello che sta accadendo. Pagina 6, vi dicevo cosa fare nei casi sospetti e c'è un bellissimo schema, tutto per numeri, come ci si cura a domicilio, pronto soccorso, andarci o no, la guarigione, serve un altro esame finale? In ambulatorio o al drive-in? L'isolamento, prima dell'esito si può uscire, sì o no? I sintomi, febbre, tosse, influenza oppure no? Ecco, leggete pagina 6 del Gazzettino, comprate il Gazzettino e vedete questa pagina di approfondimento molto interessante. Andiamo a vedere, saltiamo la parte dell'America, ovviamente saltiamo gli attentati di Vienna, pagina 14, la foto di Denis Verdini, la Cassazione, 6 anni e mezzo a Verdini, l'ex senatore a Rebibbia. C'è la notizia di Essilux, Luxottica, ieri l'avete vista anche sull'Amico del Popolo, belle notizie perché vede in questo trimestre, l'ultimo trimestre, una ripresa. La nostra azienda leader dell'occhialeria è molto importante, tra l'altro questa ripresa è anche trascinata dal più 40% da inizio anno registrato sulle vendite online. Però mi sembra interessante che nella comunicazione, abbiamo pubblicata ieri sull'Amico del Popolo, vi ripeto, Luxottica dice che probabilmente il coronavirus, invece che far desistere le persone dall'acquisto degli occhiali, ci ha fatto acquisire una maggiore consapevolezza anche della necessità di prenderci cura della nostra salute e la vista è una delle cose che si possono curare con minore sforzo se si vuole, perché basta comprarsi un po' un paio di occhiali e tanti problemi se ne vanno. La gente che adesso fa anche molto più lavoro da casa, sta anche di più magari davanti al computer, capisce che è meglio cercare di proteggere la vista e probabilmente, dice Luxottica, proprio per questo c'è stato un ritorno degli acquisti da parte della popolazione. Questo è salutato con molto piacere ovviamente dalla nostra Luxottica. Allora, pagina Belluno, fune tra le rocce, ora si pente, grande errore, uno dei giovani confessa, chiede scusa ai soccorritori, e beh, meno male, questo è un gesto positivo, speriamo che faccia scuola. Feltre, distrutti i giochi per bambini del bar, soldi abbandonati dopo la spaccata, queste le cronache per dirvi velocemente, case di riposo, emergenza, operatori, i sindaci bocciano un nuovo centro a Domegge, Massaro niente scorciatoie, però serve personale
che sostituisca chi si ammala. Colle Santa Lucia, il passo scelto come eccellenza paesaggistica, non è la prima volta che succede, Lamborghini e Giau, doppio brivido, ancora la manifestazione Bottacin, sostegno alle categorie, parliamo di coronavirus, così come parliamo di coronavirus qui, le cifre, altri 3 morti, positiva la sindaca di Lamon, Ornella 90, come il sindaco di Agordo, tutte queste persone che anche per il loro ruolo politico, la necessità di incontrare tantissime persone, vanno incontro al contagio e magari anche alla malattia, a queste persone esprimiamo una particolare solidarietà con l'augurio di potersi rimettere presto, forza, dai che cercate di curarvi bene e di guarire presto. Ehm, C'è un'intervista all'entomologo Enzo Gatti sull'invasione delle cimici. Preoccupa l'invasione delle cimici, ma col freddo gli insetti spariranno, dice il virgolettato. Sono estremamente fastidiose, anche stamattina ne avevo una qui in stanza, mi sono detto se poi nel corso della rassegna questa mi capita in faccia o su un orecchio, mi vedrete scattare, sarà colpa della cimice. Allora, questa situazione di pagina 2 è delicata, no? Perché si parla di un nuovo centro Covid a Domegge, ma i sindaci sono contrari all'apertura di una residenza per contagiati a Domegge. Servono operatori per sostituire chi si ammala. Ieri un'altra vittima positiva al Covid alla Maioni di Cortina. Pensate che nella struttura di Cortina, e questo veramente fa male al cuore, nella struttura di Cortina i decessi da inizio ottobre salgono a quota 17 morti per Covid in una sola casa di riposo. Sono cifre che veramente, su cui veramente dobbiamo aprire il cuore, non possiamo voltarci dall'altra parte, lo dico anche ai giovani, a chi si trova magari nell'età in cui se prendi il contagio non dovrebbe succedere niente come malattia. Cerchiamo di non far diffondere questo benedetto contagio. La curva del contagio risale, dice il taglio basso, tra 3 vittime, 3 ricoverati. A Sappada muore un consigliere, pensate un po'. Se saranno confermate le misure, Dolomiti avrà bisogno di aiuto ed è chiaro che parliamo dei sostegni economici necessari a sostenere le spese in più, insomma, dovute alla mancanza di introiti per gli abbonamenti, insomma. Va bene, io vi faccio vedere il Corriere delle Alpi che sceglie questo titolone tutti in casa dalle 22. Ecco, questa è la sintesi che vale per tutti. Noi purtroppo nel Veneto abbiamo di più perché che siamo in fascia verde o che siamo in fascia arancio ci saranno delle limitazioni in più, l'abbiamo detto. Nuovo DPCM scatta da domani, coprifuoco fino alle 5 del mattino. Ecco, questo non l'abbiamo detto, dalle 22 alle 5. Spostamenti solo per lavoro e salute con autocertificazione. Ripeto, dovessimo scivolare nella fascia arancio non ci sarà possibile, se non con certificazione, non ci sarà possibile spostarci neanche da comune a comune. Quindi cerchiamo di restare nella fascia verde, cerchiamo di comportarci in modo assennato per non finire in una situazione più difficile da sopportare. I titoli, lezioni online alle superiori, elementari e medie con le mascherine, bisogna sempre avere le mascherine anche a scuola, dove si può fare scuola, cioè alle elementari e medie, non scatta il blocco delle medie finché non c'è una situazione peggiore, noi non siamo interessati da questa cosa. Oggi le pagelle alle regioni, Veneto tra verde e arancione, dice anche il Corriere, boom di contagi a Santo Stefano, Auronzo e Santa Giustina, 4 morti, 118 positivi, scuola chiusa a Sovramonte, questo è il riassunto del bollettino di ieri, teatro in crisi, casse in rosso, sussidi in ritardo, altra foto di tamponi grande in prima pagina sul Corriere delle Alpi, i medici di base faremo tamponi ma non possiamo tracciare i contatti, i medici di base sono un po' in crisi per il carico che è stato gettato addosso alle loro spalle tra obbligo di eseguire i tamponi, vaccini anti-influenzali, tracciamenti, triage, eccetera. Diciamo che i medici di base in questo momento la regione li sta facendo lavorare tantissimo. Allora, andiamo avanti velocemente, ma saltiamo tutta la parte nazionale perché insomma l'abbiamo stravista. Regione verde o arancione, Veneto in bilico, trattative nella notte. Oggi la stretta, un positivo ogni 5 tamponi, erano 2 su 100 appena un mese fa, un positivo su 5 adesso. Prima un mese fa erano 2 su 100. Chiaro il messaggio? Allora,
A pagina 8, quindi scivola nella sezione nazionale, diciamo, del Corriere delle Alpi, la notizia del boom dei contagi nelle case di riposo con Santo Stefano e Auronzo in grave difficoltà, dice il Corriere delle Alpi. Il direttore del distretto 1, Sandro De Col, fa il punto della situazione. Seguiamo l'emergenza passo dopo passo. Con questo mi fermo qui, mezz'oretta andata. Vi ringrazio per l'attenzione, metteteci like, condividete questa rassegna, per gli amici di Radio Piave guardatela anche su Facebook. In ogni caso, grazie per la vostra fedeltà, grazie per la vostra amicizia, state con noi, mi raccomando, mascherine, non scivoliamo nella fascia arancio, ce la possiamo fare, possiamo stare tutto sommato liberi se ci comportiamo bene. Ciao a tutti, ciao ciao.